Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi siamo a Piazza Dante, alle mie spalle, Portalba, dove nel 1738 è nata la prima pizzeria napoletana. E allora parleremo di pizza tradizionale. È Massimo Ranieri. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Michele De Luca, ho 36 anni e da piccolo volevo fare lo scienziato. Sono Giovanni, ma tutti quanti mi conoscono come Giova. Ho 39 anni e da piccolo sognavo di diventare un cardiochirurgo. Sono Giuseppe Russo, ho 30 anni e da piccolo volevo fare l'esploratore. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Vincenzo Damiano, della pizzeria Rovi accanto agli scavi di Ercolano. Sono Simone Fortunato, dell'omonima pizzeria Simone Fortunato a Portici. Sono Pino Celio di Lucignolo Bella Pizza. Ormai tutti mi chiamano Pino Lucignolo e va bene così. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Scavi di Ercolano. Qui ho appuntamento con Michele, il quale, scavan, sostiene di aver trovato una grande pizzeria napoletana dove mangeremo una buonissima pizza tradizionale. Ma sarà vero? Vediamo. Secondo la leggenda, la città di Ercolano fu fondata da Ercole, da cui deriva il nome. Durante il periodo romano era una cittadina residenziale di lusso, frequentata da ricchi mercanti e aristocratici. A differenza di Pompei, che era più grande e vivace, era conosciuta per la tranquillità e le eleganti ville affacciate sul mare. È uno dei siti archeologici più straordinari al mondo, grazie allo stato di conservazione unico delle sue strutture e reperti. Sono Michele De Luca, ho 36 anni e da piccolo volevo fare lo scienziato. Oggi mi occupo di comunicazione a 360 gradi nel settore della ristorazione e ho fondato un'applicazione che si chiama Best to Go, un'applicazione che aiuta i ristoratori nella gestione delle prenotazioni online dei loro tavoli. Buongiorno, come Buongiorno. stai? Tutto a posto, tu come stai? Bene Michele, però non ci dilunghiamo nei saluti perché quando si fa questo orario tengo una fame che non ci vede più. Dove andiamo a mangiare? Henry, visto che siamo ad Ercolano, ti porto da Pizzeria Rovi, dove si può mangiare una buona pizza tradizionale napoletana. Sono Vincenzo Damiano, della pizzeria Rovi accanto agli scavi di Ercolano. La nostra pizza nasce dalla reale tradizione napoletana. Perché scegliere la nostra pizza? Perché noi siamo di Napoli 5, di San Giovanni a Teduccio. La nostra pizza è fine di pasta e con cornicione non troppo pronunciato. E in particolare che pizza mi fai mangiare? Henry, una bella provola e pepe. Oh, guarda che la provola e pepe non è semplice a fare, ma tu sei sicuro? Henry, ma tu vuoi mangiare una buona pizza? E vieni appresso a me. La pizza tradizionale napoletana è uno dei piatti più iconici e celebrati della cucina italiana, riconosciuto in tutto il mondo per la sua semplicità, autenticità e delizioso sapore. La sua preparazione segue regole ben precise che la rendono unica e irripetibile. È anche stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2017. Buongiorno. Vincenzo, buongiorno.
buongiorno. Michele, buongiorno. Ti ho portato Enrico Porzio. Piacere, Vincenzo. Henry, oggi ti farò mangiare una pizza spaziale. Ti ho portato nel tempio della pizza tradizionale qui ad Ercolano. Allora, mica ho capito, è la tua pizzeria preferita, però mi la fa a me. Tu vai a prendere un bel tavolo che iniziamo a mangiare fra poco, io nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Vincenzo. Va bene, ma beghi. Allora, Vincenzo, Harry, dimmi. complimenti innanzitutto. Da quanto tempo fai il pizzaiolo? Harry, ormai sono 18 anni che faccio questo mestiere. Sempre in questa sede? No, questa sede l'abbiamo aperta nel 2019. Prima invece lavoravo in una pizzeria di quartiere. Pizzaiolo da giovane allora. Cirillo Piccirillo. Allora io, come sempre, sono curioso, ma già per i fatti tuoi, mi devi portare nella tua postazione di lavoro. Harry, quale problema? Vieni a presto a me. Ma che sai? E allora, pizza tradizionale, ma io vedo un impasto particolare, come fa? Harry, tu a occhio, quindi c'è 00 e una percentuale di tipo 1. Idratazione, 70-72%. lievitazione. Diretta 24 ore. E allora tu con questo impasto mi farai il tuo cavallo di battaglia. Qual è? Provo le pepe, Harry, non mi posso sbagliare, faccio tutto io. Ma non sbagliamo anche cottura, deve essere... Lenta, docile e mai aggressiva. Bravo, ma io ti voglio mettere in difficoltà. Se ti dicessi, se bruciasse la città... Massimo Ranieri. Esatto, e allora mi devi fare una pizza ispirata a Massimo Ranieri. Ma sai fa? Certo che la faccio. E allora io raggiungo Michele. Vai, Inizia e mettiti all'opera. Va bene. Massimo Ranieri, perdere l'amore, no. Rose rosse, no. Erba di casa mia, sì. Se bruciasse la città, sì. La sucia è Santa Lucia, attento. Michele, eccomi. Finalmente mangiamo. Allora, nel raggiungerti ho notato anche l'originalità di questo locale. Secondo me è ristrutturato anche da poco, Bellissimo, eh? È simpatica l'idea di questa parete rocciosa, vediamo un po' gli scavi di Ercolano. Sì, i ragazzi non hanno solo gusto nelle pizze, ma anche nell'arredamento. Sono bravi. Ma tu da quanto tempo vivi qui? Sono 4-5 anni che vengo in questa pizzeria. E vieni a mangiare sempre sta proprio qui? No, mangio anche altre pizze. Hanno 2 che mi piacciono in particolar modo. C'è la marinara a modo nostro e poi c'è la Regina Isabella, dedicata ad Ischia, fatta con i salumi di mare. Sì, comunque Vincenzo è sembrato molto preparato, però io ti ho cercato di mettere in difficoltà. Rose rosse per te, che ti fa pensare? Henry, però a me piacciono le donne, già Vedi? ci stai provando. Non ne capite niente! Se bruciasse la città. Ah, Massimo Ranieri. Bravo, io ho chiesto, oltre alla provola e pepe, di fare una pizza dedicata a Massimo Ranieri. Secondo te ci riuscirà? Secondo me sì. E prima che succede? Vai. La pizza napoletana affonda le sue radici nel XIII e XIV secolo, quando Napoli divenne un centro vivace di commercio e cultura. La tradizione della pizza nasce dalla focaccia, un impasto di pane condito con olio d'oliva, che nel tempo si arricchì di vari ingredienti, tra cui pomodoro, mozzarella e basilico, arrivando a formare la pizza che oggi conosciamo. Questa è la nostra provola e pepe. Buon appetito! Scusa, non è la nostra provola e pepe. Henry, ma è un modo di dire. Allora, faccio tagliare. Bella faccetta e te ne sta pizza, bellissima. Adesso un trancio a me, un trancio a te e vediamo il sapore effettivo di questa pizza. Vai. Provola tagliata a fette belle grosse, quindi non quadrettata, ma a fette belle larghe. Pomodoro schiacciato a mano, Come vuole la tradizione. E basilico a crudo, come mi piace a me. L'hanno messo poco prima e poco dopo, però è una cosa che a me piace tanto. Allora, vedi, così te la piego così. Prendi il tuo pezzo, io piego il mio, ecco qua, Con le mani. la pizza si mangia di mano, vai.
Bello. Sapori freschi, quantità di pepe giusta, senza esagerare, ma proprio si sente tutto all'aria la cena. Ti da gente che ti portava a mangiare una pizza speciale, non devo fidare di me. Buono, buono. Oh, abbondante. Cottura. Bravi, sono stati bravi, veramente. Sono stati bravi. lenti, docili e Bravo, aggressivi. bravo, non lo volevo dire, però è bravo, è così. Vai. Harry, dici la verità. Prima parlavamo di rose rosse. Con questa pizza ti ho conquistato. Allora, ti devo dare ragione. È una prova del pepe a regola d'arte. Cornicione tradizionale, pizza di dimensioni soddisfacenti. Ma poi, lo sapete dove ha conquistato un punto? Dici? Tutti quanti tagliano sta prova cubettata fino a fine, si vede, ma una bella pelle proprio, un coppa proprio le pepe ci volevo, che si sciolta in modo perfetto. Ma ci sono creati mica. Però il suo cavallo di battaglia era tutto regolare secondo me. Mo voglio vedere la pizza dedicata a Massimo Ranieri, che si è fila di fa. Mo voglio vedere. Vedrai, vedrai. Massimo Ranieri è uno dei più grandi artisti italiani, conosciuto per il suo straordinario talento come cantante, attore e showman. È il quinto di 8 figli. La sua infanzia è stata segnata da difficoltà economiche, ma il suo talento naturale per il canto e la recitazione è emerso fin da giovanissimo. A soli 10 anni iniziò a lavorare come cantante nei locali di Napoli per aiutare la famiglia. Fu scoperto da un talent scout e portato a Roma, dove iniziò a costruire la sua carriera artistica. Nel 1964, a soli 13 anni, incise la sua prima canzone, L'amore è una cosa meravigliosa, sotto il nome d'arte di Gianni Rock. Guardate che pizza ci fa. Ma come la dobbiamo chiamare? Io chiamassi proprio il bar di casa mia. È poco scontato. Se bruciasse la città No. o Santa Lucia. Ma che sono? Chiamiamola Megaride. E che deve magari? Come va a giocare Megaride? Megaride è l'isolotto allo suo castello di Lova. A pescatori fanno pulpatiella, non si va a sirena Partenope. Ma sei più sicuro? Eh, mo va che abbasciamo la carticcia. La chiamiamo Megaride? Megaride. Eccola. Ecco qua, la pizza dedicata a Massimo Ranieri, Megaride. E che significa? È perché Massimo Ranieri è di Santa Lucia e l'isolotto dove sta il Castello si chiama Megaride, dove veniva visitata spesso la sirena Partenope. Belle, che ingredienti ci stanno? Hanno fatto pulpotilla alla luciana, il terriccio di olive nere, se bruciasse la città, e un basilico cotto e crudo perché ha fatto erba di casa. Bravissimo. Buon appetito, facetemi sapere la roba. Vai. Io. Dici la verità, sulla storia è stato bravo perché No. sono un bravo maestro. No, ma veramente poi, vedi, pizza, storie, curiosità, si imparano tante cose, non si smette mai di imparare. Poi tagliamo, perché questa pizza va assaggiata assolutamente quanto prima. Un quarto a me e un quarto a te. Vai. Deve essere proprio buona. Sono sicuro che i ragazzi sono infallibili. Ecco qua. Questa a te, tira. Vai. Tira. Tiro. Ok. E un pezzo a me, col terriccio, con l'erba di casa sua, un pulpotino alla luciana. Dimmi che si tratta. Un pulpotino attento alla gelata, te lo Vai. metto. Ecco qua. Infatti mi stai facendo via gol. No, non devo ancora pensare a quello. Andiamo. Vai. Andiamo? Vai, andiamo. Michele. Sto prendendo parte per annanzi a lui. Qui. Va a partire l'isolotto
Megaride. Buonissima. Bello. Ma Ulisse stai vedendo? Michele, fossi nelle pure un buon rumare con piscoglio. Buonissimo. Ma poi, capito, se bruciasse la città, lui ha usato la polvere di oliva nere che si ottiene attraverso un essiccamento, quindi è stato bravo a collegare il prodotto ad un titolo di una canzone. Santa Lucia, Castel dell'Oro o Colpo di Lanciano. Ma poi nei condimenti, nelle quantità ha usato un giusto equilibrio. Il sapore del pomodoro fatto con un colpo di buonissimo, ovviamente prevale sugli altri, ma il suo scopo era quello. Quindi io anche su questa pizza lo promuovo a pieni voti, anche perché poi ha usato l'erba di casa sua, cioè il basilico in doppia consistenza. Dici la verità, con queste due pizze ti ho portato a fare un viaggio mitologico? Michele, devo darti veramente ragione. Oggi mi hai fatto mangiare 2 pizze della tradizione napoletana eccellenti. A proposito di scavi e vode, scavanni, si fanno delle scoperte incredibili. E io oggi, grazie a te, ho scoperto una grande eccellenza della nostra regione. La Provola e Pepe, il suo cavallo di battaglia, ovviamente non avevo dubbi, ma quello con l'isolotto di San Martino a Popolo, quello pure... Megaride! Ah, Megaride, scusa, un equilibrio di gusti, di sapori, buonissima! E allora, il grembiule di strapizzami di coccole, lo devo consegnare a Vincenzo? Certo, se lo merita, anzi aspetta, se lo stramerita! E allora lo raggiungo per consegnarglielo, e tu, come al solito, sei ospite, giusto? No, guarda ospite, io pago. Ah, e allora non perdere l'abitudine. Vincenzo, eccomi qua. Allora, complimenti non solo per il tuo locale nuovo, sobrio ed elegante allo stesso momento, ma soprattutto per le tue pizze. La Provola e Pepe, la vera pizza della tradizione napoletana, è eseguita in modo esemplare. Massimo Ranieri, cioè ti volevi mettere in difficoltà e tu che hai fatto? Hai pensato a 2 canzoni per ricavarne una pizza gustosissima. Se bruciasse la città e hai bruciato le olive nere per avere una polverina magica. Erba di casa mia, il basilico in doppia consistenza della tua terra. E infine, la ciliegina coppa d'oro. O meglio, un purpurello coppa pizza. E allora, a proposito di Massimo Ranieri, lasciami gridare, hai fatto 2 pizze eccezionali, motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole. Saluto i nostri amici a modo mio. Guaiù, replicate, ma non imitate, perché anche scavare per scoprire una grande pizzeria sa da saper fare. Ciao. Oggi siamo a Portici, una ridente cittadina alle falde del Vesuvio, famosa per la sua reggia e per tutte le ville costruite intorno ad essa, le famose ville vesuviane del Miglio d'Oro. Dovrò raggiungere Giovanni, alias Giova. Portici è un'affascinante città situata nella provincia di Napoli. Si trova ai piedi del Vesuvio e si affaccia sul Golfo di Napoli, offrendo un mix unico di bellezze naturali, patrimonio storico e tradizioni culturali. È conosciuta soprattutto per la sua storia reale e per il suo ruolo nell'antica aristocrazia borbonica. Carlo di Borbone fece costruire qui la famosa Reggia di Portici, che divenne una delle residenze estive della famiglia reale. Sono Giovanni, ma tutti quanti mi conoscono come Giova. Ho 39 anni e da piccolo sognavo di diventare un cardiochirurgo. In realtà poi mi sono laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche ed ora faccio il food creator. Le ricette che realizzo le potete trovare sui miei canali social, dove mi seguono oltre 1 milione di amici. Giovanni,
Ciao Enrico, come stai? Tutto bene, tu? Tutto a posto, grazie. Senti, Giovanni, abbiamo fatto un po' più tardi del solito, la pancia inizia a brontolare. Dove andiamo a mangiare? Ti porto da Simone Fortunato, che è uno dei maestri della pizza tradizionale. Sono Simone Fortunato dell'omonima pizzeria Simone Fortunato a Portici. Nella mia pizzeria troverete un ambiente accogliente dove tradizione e innovazione si sposano. E cosa mi fai mangiare? La sua scarpariello, che per me è la sua pizza mitiera. Come è fatto? Un pomodorino spadellato con aglio, olio e peperoncino, provole e pepe e all'uscita una bella mano di pecorino. Perché dovresti mangiare la mia pizza? Perché la mia pizza è fatta con tanto amore e ingredienti del territorio. Wow, per come l'hai decantata sembra una pizza eccellente, ma sei sicuro che la sape fare? Enrico, tu ti mangi la pizza? Sì. E vieni a pizza a me. La pizza io. In passato la pizza napoletana era considerata un piatto povero e veniva venduta per strada dai cosiddetti pizzaioli ambulanti. Era il cibo dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti, grazie al costo basso e alla sua capacità di saziare. Le prime pizze preparate a Napoli erano estremamente semplici. Poi Simo, Ciao Gianni, ciao. Come stai? tutto bene a te? Tutto a Tutto posto? a posto, grazie. Ti volevo presentare il maestro Enrico. Buongiorno maestro e benvenuto in casa Fortunato. Piacere mio, Simone. Enrico, Simone è uno dei grandi maestri della pizza tradizionale. Per me è un numero uno. Vabbè Giovanni, tu potevi mai dire il contrario, è amico tuo ovviamente, questo però lo stabilisco io. Fai una cosa, prendi un bel tavolo che fra poco iniziamo a mangiare, io nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Simone. Va benissimo ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, Simone Fortunato, un veterano della pizza napoletana. Ma da quanto tempo fai il pizzaiolo? Da sempre faccio il pizzaiolo. Sempre in questa sede? No, sono 8 anni che siamo qua, però sono la 4ª generazione di una famiglia di pizzaioli, siamo presenti sul territorio da tantissimi anni. Prima stavamo un po' più giù in fondo alla strada qua. Senti, ma Giovanni mi ha detto che addirittura sei stato a Las Vegas per portare l'arte della pizza napoletana. Sì, giro un poco, prevalentemente Asia, Australia, Emirati Arabi, un po' di Europa, porto in giro quello che è la pizza napoletana nel mondo. Insomma, le premesse sembrano buone, ma non bastano. I mangiavano pochi fatti tu. Voglio vedere la tua postazione di lavoro. Sei curioso, lì? È ovvio. E vieni a presa a me. E va capire sai. E allora Simu, pizza tradizionale con un impasto tradizionale. Raccontamelo. Il mio impasto è fatto con una farina 00, un'idratazione del 67% e una maturazione di 24 ore. E con questo impasto che pizza mi farei mangiare? Ti faccio una bella scarparella, che è un sughetto di pomodoro saltato in padella con aglio e peperoncino, provola, pepe e una rattata di pecorino. Cottura? E lì. Lenta, docile e mai aggressiva. Si preparata. Ma se io ti dicessi di farmi una pizza dedicata a Massimo Ranieri, me la fai? E certo che te la faccio. E allora io raggiungo Giovanni. E tu? Mettiti allora. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, che ci faccio? Perdere l'amore, erba di casa mia, rose russe per te, vai, sì. Giovanni, eccomi, ci siamo. Finalmente. Simone sta preparando le pizze, io nel frattempo mi sono fatto pure un giro per il locale, semplice ed efficace. Un po' di sale interne, spazi esterni, ma tu da quanto tempo sei cliente?
Henry, sono circa 7 anni che vengo qua, un anno dopo che hanno aperto. E fra le tante pizze di Simone, quali sono le tue preferite? Vabbè, oltre alla Scarpariello che mo mangiamo, dipende un po' da come tengo l'appetito. Una marinara, una margherita, una provola e pepe, una salsiccia e friarelli, una capricciosa, una pizza fritta cipolla e ricotta. Perfetto, mi fa mamma mia. Amo, hanno chiesto una Scarpariello. Facciamoci una Scarpariello. Facciamoci una Scarpariello. Uno studio italiano ha dimostrato che mangiare pizza una volta a settimana può essere benefico per il cuore, grazie ai nutrienti presenti negli ingredienti freschi come pomodoro, olio d'oliva e basilico. La pizza napoletana non è solo un piatto, è un vero e proprio simbolo culturale che rappresenta la città di Napoli e i suoi abitanti. Amo, la taglio perché devono assaggiare. Come la tagli? Scusa, ma ci vede Ah, fuori. visto, si taglia la rotella. Questa è la nostra Scarpariello. Buon appetito. No, ma che stai facendo? La pizza si mangia che male, cosa si posa? Allora, un pezzo a te, eccola qua. E poi un pezzo a me. Guarda come si fa. Aspetta, ti faccio vedere io, visto che non sei abituato. Prendi la pizza, la pieghi su se stessa e scendi il mezzo. Fare così. L'imbasto come lo trovo? Impasto tradizionale, cottura perfetta, devo dire la verità, bravo Silvio. E il pomodorino? Dolce e ben cucinato. E la provola? La provola compensa la dolcezza del pomodoro. E il pecorino? Oh, hai già capito, la pizza è buona! Pazziamo, ma sta pizza veramente era buona, però quando vedremo come porta la pizza il Massimo Ranieri cosa vi rifà? Sì, ma a proposito, l'artista della TV italiana tuo preferito, qual è? Belen. Visto che sei uno chef, se pensi a Belen, che piatto mi faresti? Un piatto di pasta e partiamo dalle farfalle. La farfalla di Belen, mi piace, continua. Quando eri ragazzo e vedevi una bella ragazza, come dicevi? Che bella papaccella! Bravissimo. Papaccelle le sfriggiamo in padella e poi ci facciamo una crema in cui saltiamo le farfalle. Mi piace, continua. Poi ci vuole qualcosa di carnale. Una bella salsiccia rossa di Castelpoto. O dolce o piccante. No, stiamo parlando di Belen, piccante, assai piccante. Abbastanza. E allora per sicurezza ci aggiungiamo un po' di induia calabrese. Mi piace un sacco, bravo. E poi? E per addolcire un poco tutto, qualche spuntone di ricotta di bufala. Mi piace, però continuo. Per secondo, allora, un po' di insalatina per sgrassare e 3 belle mozzarelle di bufala. E 2 mozzarelle di bufala. Belen, Argentina. 2 mozzarelle le dedichiamo a Belen e una a Maradona. Mi piace. Il grande successo arrivò nel 1969 con la canzone Rose Rosse, che lo consacrò come una delle voci più amate d'Italia. Ha interpretato brani che sono diventati immortali nella tradizione musicale italiana. Se bruciasse la città, 20 anni, erba di casa mia, con cui vinse il Festival di Sanremo. E Perdere l'amore, uno dei suoi brani più celebri, che gli fece vincere nuovamente il Festival di Sanremo dopo anni di assenza. Ecco Simone. Ah, finalmente. Signori, ecco a voi la mia Rose Rosse, ispirata a Massimo Ranieri.
Sono rimasto sul classico, una semplice bufalina rivisitata con questo pomodorino tagliato a forma di rosa, tanto basilico e un filo d'olio evo. Sì, molto bello. Adesso però noi la assaggiamo. Buon appetito! Grazie. Allora, come prima, con le mani, mi raccomando, senza posate. Un pezzo a te, accorta non pagare il roso, e un pezzo a me. Come fa questa canzone? Rose rosse. Rose rosse per te ho comprato stasera, ma il mio cuore lo sa cosa voglio da te. Assaggiamo, assaggiamo. Una pizza molto fresca, direi quasi estiva, Il basilico, i pomodorini freschi, la mozzarella di bufala. Semplice pure questa, però le pizze più semplici spesso e volentieri sono quelle più difficili. E Simone pure questa l'ha fatto buono veramente. Sono contento che ti è piaciuto. Amici, una dolce, Rose rosse per te ho comprato stasera e il mio cuore lo sa. Federico, Vogliamo? secondo te, ti piace che la pizza che rosa dedicata a Massimo Ranini? Per me hai fatto un capolavoro. Amo che la pizza è dedicata a te. Bravo Simone, veramente bravo. 2 pizze in cui si è vista tutta la sua esperienza. Un vero veterano della pizza tradizionale di Napoli. C'è chi ne si è inventata i pomodori a forma di rosa e ha pensato a rose rosse. E poi a Scarpariello. Sapori inconfondibili. Secondo te si è meritato il grembiule di strapizza di coccoli? Ripenso proprio di sì. E allora 2 notizie per te, una bella e una brutta. Iniziamo da quella bella. Vado da Simone e gli consegno il grembiule, ok? Aspetta, è quella brutta. Pavo. Simone, complimenti, il tuo locale è sobrio ma curato nei minimi particolari, nel cuore di Portici fra le ville del Miglio d'Oro. Ma poi parliamo delle tue pizze, c'è tutta l'esperienza di un veterano, i sapori di un'intera generazione di pizzaioli. Lo Scarpariello, una ricetta della cucina tipica napoletana riportata su una pizza con risultati incredibili. E poi Massimo Ranini da un lato, una delle sue canzoni più famose e ti ritrovi le rose rosse sulla pizza, sapori freschi, genuini ed equilibrati, motivo per cui ti meriti il grembiule di strapizza mini coccole. E a proposito di Massimo Ranieri, lasciami gridare, o meglio, lasciami salutare i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche un grande pizzaiolo d'esperienza sa da saper fare. E ricordate, quando venite da Simone Fortunato, Portici, chi vuoi tu? Ciao. Ciao. Siamo al mercato di Via Ferrara, poco distante da qua, a Piazza Nazionale c'è Giuseppe, mi sta aspettando per portarmi in una pizzeria, a detta sua, molto, ma molto particolare. Andiamoci. Piazza Nazionale, cuore pulsante del quartiere Vasto, dove convivono persone provenienti da tutto il mondo, trasformandolo in un quartiere multiculturale che arricchisce Napoli.
Infatti, camminando per le sue strade puoi trovare sapori e profumi internazionali che si mescolano a quelli della tradizione napoletana, da profumo del kebab a quello del ragù delle tipiche trattorie, dalla cucina dell'est, asiatica e africana, all'inebriante profumo della pizza napoletana. Sono Giuseppe Russo, ho 30 anni e da piccolo volevo fare l'esploratore. Poi nel 2020 è arrivata la pandemia e per gioco ho deciso di aprire il mio primo canale social, il mio viaggio a Napoli. Oggi, nel 2024, contiamo più di 2 milioni di follower e oltre 50 milioni di like. Giuseppe, Enrico, buongiorno. come stai? Bene, tu? Tutto bene. Visto che è orario di pranzo, dove mi porti a mangiare? Oggi ti porto da Lucignolo Bella Pizza. Sono Pino Celio di Lucignolo Bella Pizza. Ormai tutti mi chiamano Pino Lucignolo e va bene così. In modo particolare, cosa mi fai mangiare? Una bella pizza, ma con la pasta e patate. No, senza pasta, tranquillo, senza pasta. Pizza, patata, pasta, pizza, non so capire Enrico, niente. te mangia la pizza e vieni appresso a me. E mo va a pensare. Perché scegliere Lucignolo Bella Pizza? Perché siamo il primo locale high-tech newyorkese che non dimentica la tradizione. Grazie alla sua fama, la pizza napoletana è ormai diffusa in tutto il mondo, ma non sempre mantiene le caratteristiche dell'originale. Il pomodoro deve essere di varietà San Marzano, coltivato nell'agro sarnese Nocerino, che dona un sapore dolce e poco acido. Il fior di latte è quello tradizionale ed è prodotto da latte vaccino, ma c'è anche la variante con la mozzarella di bufala. Le foglie di basilico fresco sono un must per decorare la pizza e aggiungere un tocco aromatico. L'olio d'oliva di alta qualità viene versato sulla pizza appena prima di infornarla o appena prima di servirla, per esaltarne i sapori. Pino, buongiorno, come stai? Caro, bene, bene. Allora, io finalmente ti presento Enrico Porzio. Piacere. Enrico, qui siamo con Pino Lucignolo Bella Pizza. Non è un nome a caso perché qui fanno veramente una pizza buonissima e bella. No, Giuseppe, tu sei di parte. Allora, fai una cosa, prendi un bellissimo tavolo che fra poco iniziamo a mangiare, io faccio 2 chiacchiere con Pino. Va bene, ci vediamo dopo. Tra poco. Allora, Pino, pizzaiolo dal 1999. sempre in questa sede. No, veniamo da 24 metri quadri dove trasformavamo la farina in qualsiasi tipo di pizza. E allora complimenti perché quei 24 metri quadrati sono diventati un locale bellissimo, però Giuseppe non mi ha fatto capire che pizza mi fa mangiare. Pasta, patata e provola, ma senza pasta. No Pino, non hai capito niente, manca stavo tu. Però io sono curioso di sapere i tuoi impasti, come vengono fatti. Vuoi vedere i miei impasti? E vieni appresso a me. E so dubbio. Mo va capire sai. E allora, da quello che posso notare, impasto classico della tradizione napoletana, spiegalo. Impasto diretto, farina 00, il 10% di farina tipo 1. Lievitazione. 12 ore. Idratazione. 60%. Cottura. Lenta, dolce e meno aggressiva. Ma stai sfidando? E allora, a proposito di cottura, se bruciasse la città? Pizza bruciata? No, una pizza ispirata a Massimo Ranieri, me la fai? È certo che te la fa. E allora io raggiungo Giuseppe, tu strapizzami di cottura.
Giuseppe, eccomi. Enrico. Allora, mi hai preso la lettera, hai preso veramente un bel tavolo, eh? Per un grande pizzaiolo ci vuole un grande tavolo. Dai, comunque dopo dobbiamo fare i complimenti a Pino perché il locale è molto bello, ben curato, colori scuri, ambiente rilassante. Ma tu quando ti vieni a mangiare qua? Saranno una decina d'anni più o meno che vengo qua. 10 anni che mangia pizza e patata, pasta e patate. No, questa è una pizza nuova questa. Io quando vengo qua mangio pizze più leggere, insomma. Ma lo so, una cosacca, una marinara, una margherita, salsicce e fiorelli, al massimo una fritte cicle e rigotto, dipende, insomma. Meno male che è leggero. Propongo un brindisi alla pizza? Giuseppe, a strapizzami di coccole. Cin cin. Fatto curioso, quindi ho grosse aspettative, la responsabilità è assolutamente Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Eccolo qua, vedi, eccolo qua, ci siamo. No, eccolo qua. Guarda ragazzi, La pizza. Aspetta, con calma. Goditi lo spettacolo. Buon appetito ragazzi. Grazie. beh, devo dire la verità, ero un po' scettico, però pizza dai colori vivaci, profumata, cornicione ripieno, l'ho massaggiato. Guarda che quadro. È bella veramente, però prima di dare un parere definitivo andiamo al taglio e l'assaggiamo. Allora, visto che mi hai buttato tu, ricordami sopra che c'è, ricordamelo. Allora ci sta il cornicione che è ripieno di provola, poi c'è il condimento della pasta e patate, c'è tanto formaggio, c'è tanta provola, ci sta il basilico fritto, ci sta una cialda di parmigiano e poi mi sono dimenticato un ingrediente speciale che è questa pancetta arrostita. Buono. Enrico, ora voglio un tuo giudizio. Allora, un parere tecnico da pizzaiolo. Devo fare i complimenti non solo al pizzaiolo, ma anche a chi l'ha cotta, perché una pizza napoletana con impasto napoletano cotta in questo modo con un cornicione ripieno non era semplice, ovviamente una cottura un po' più prolungata a bocche furn. Poi gli ingredienti sopra bilanciati in modo perfetto, non ce n'è uno che prevale sull'altro. Onestamente è una pizza che messa al centro tavola fra l'amicizia ti fa ricreare. Mangiarla da solo magari, oddio, se ci sei tu ho anche qualche dubbio perché tu la mangi tutta quante, però al centro tavola ha il suo perché e onestamente oltre che ricordarmi la famiglia mi ha ricordato proprio mamma. È piaciuta la pizza? I piatti parlano da soli, complimenti. Grazie a te. Il suo nome d'arte, Massimo Ranieri, gli fu dato dal produttore discografico Gianni Aterrano. Massimo,
per evocare grandezza e Ranieri per dare un tocco di eleganza. Nonostante il successo internazionale, Ranieri ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua città natale, Napoli, che celebra spesso nei suoi brani e nelle sue opere teatrali. Ecco la seconda pizza. Enrico, questa è la pizza che mi hai sfidato. Bella e profumata. Ma come si chiama? Santa Lucia. Per quale motivo? Massimo Ranieri nasce a Santa Lucia. Il piatto principe di Santa Lucia sono i pupputiella a Luciana e l'ho messo sulla pizza. Poi ci ho messo 2 cozze che crescono alle spalle del pestellone, aglio, olio e prezzemolo. Poi ci ho messo 2 capperi che crescono vicino al muro del Ponte Sanità. Buon appetito. Grazie. Grazie. Giuseppe, questa è una pizza impegnativa. Bella profumata, Profumata, e poi soprattutto quando ci sono ingredienti di mare sulla pizza bisogna stare attenti, sono 2 principi, la pizza e gli ingredienti di mare, quindi dobbiamo essere anche bravi a valutarla. Assaggiamola prima e poi giudichiamo. Ecco qua, un pezzo a te. Come la trovi? A me piace molto. Tu che dici? Buona. Buona. Un po' difficile diciamo da mangiare perché i pezzi grossolani del polpo, i gusci delle cozze, però i sapori sono buoni, Doppio pomodoro, quindi base rossa con i pomodorini cotti che ha cotto il polipo alla Luciana. Ci sono anche dei crostini di pane, si sente il prezzemolo, l'origano, una pizza fresca, si sente che è fresca, però dai sapori anche dai cibi. Certo. Impegnativa. Io tutto sommato la promuovo e ci continuiamo a mangiare, dici? Ma sì, perché questa pizza è poi un inno a Napoli, no? Assolutamente sì, e lui ha abbinato un grande personaggio della musica italiana, non solo napoletana, al territorio in cui è nato, quindi va mangiata, questa pizza va gustata, continuiamo. Secondo te ci sta piacendo la pizza a pozzo? Guarda, no, ci hanno messo il cozzo, ci hanno messo giù. Secondo me hai fatto una grande pizza. Giuseppe, onestamente, io credevo di metterlo in difficoltà, però mi ha sorpreso positivamente, è stato bravo. Ha fatto un bel lavoro. Bravo e anche furbo, perché abbinare il mare alla pizza non è mai semplice, è sempre un po' azzardato, però lui è stato coraggioso e gli è andata divinamente. Penso con pizza, capo a me sentiva perdere l'amore. Comunque, in conclusione, secondo te merita il grembiule di sta pizza viticoccole? Sì, dai, lo merita Enrico. E allora Giuseppe, ha già dicevo 2 cose, una bella e una brutta. Quale vuoi sentire prima? Quella bella. E allora sotto tuo consiglio andrò a consegnare a Pino il grembiule di sta pizza viticoccole. Eri, scusami, quella brutta? Pavo punto. Pino, complimenti per il tuo locale bello, accogliente, pulito, ma soprattutto per la tua bravura. 2 pizze che mi hanno fatto arretriare, la pizza che pasta e patate. E che novità, una tradizione di Napoli con l'innovazione, il basilico fritto, la chips di formaggio, la pancetta croccante e poi la pizza di Massimo Ranieri. Ma io l'hai azzardato, però sei stato premiato perché mare e pizza non è per tutti. E allora io ti consegno il grembiule di sta pizza viticoccole. Grazie. E saluto i nostri amici a modo mio.
Voglio replicate, ma non imitate, perché pure una pizzica pasta e patate, Ma senza pasta, sa da saper fare. Il nostro viaggio nella pizza tradizionale è terminato, ma ora scopriamo cosa pensa Enrico. Pizza tradizionale. Primo pizzaiolo Vincenzo Damiano della pizzeria Rovi. Il suo cavallo di battaglia. Una provola e pepe, senza grossi fronzoli, semplice ed efficace, ma realizzata in modo perfetto. La dedica a Massimo Ranieri. Megaride. Se bruciasse la città, polvere di olive nere, erba di casa mia, basilico in doppia consistenza. E poi, aroennate Massimo Ranieri. Ebbene sì, nel borgo di Santa Lucia. E allora la conclude che vuol poterla alla Luciana. Invece, in 3 parole, me fatta arrecriare. Seconda pizzeria, Simone Fortunato. Qui il suo cavallo di battaglia è un'antica ricetta della tradizione culinaria napoletana. O scarpariello, diventa pizza però. E poi rose rosse, prendendo spunto da una famosa canzone di Massimo Ranieri, la pizza dall'effetto wow, dove tutti i pomodorini sono a forma di rosa. Caro Simone, sono stato proprio fortunato a conoscerti. E infine Pino Celio della pizzeria Lucignolo, il suo pezzo forte, la pasta e patate, o meglio il sugo della pasta e patate sulla pizza, dove provola e formaggio creano una filatura impeccabile. E inoltre la dedica a Massimo Ranieri con la pizza Santa Lucia, facendo chiaramente riferimento al luogo di nascita e a quello di crescita, dove gli ingredienti principali sono il polpo e le cozze. Bravo Pino, in pochi minuti dalla terra al mare. Come avete visto in questa puntata siamo stati da 3 grandi maestri della pizza che hanno ben rappresentato la tradizione napoletana, ma grazie alla sua inventiva e soprattutto alla sua conoscenza della storia partenopea, il mio strapizzami di coccole va a Vincenzo Damiano, Pizzeria Rovi. Voglio, e se vi è piaciuta la puntata, venite a piessa a me. Silenzio! Azione! No, ma... Va. Mira, vado al forza faccio. Era uguale, non lo Va. Emily, oggi ti mangerai. Cioè, tu hai pensato a sue 2 canzoni? Tu hai pensato a 2 canzoni? Enrico, buongiorno. Come stai? Tutto bene, oggi ti porto... Perché dovete scegliere? Perché dovete scegliere la nostra pizza? Azione! Vedi, ti hanno sentito. Siamo a Portici, una ridente cittadina alle falde del Vesuvio. Ah, dimenticavo. E quando vieni da Simone Fortunato, portaci chi vuoi tu. Umani,